Ed ora, come ogni martedì, spazio allo IOV, l'Istituto Oncologico Veneto. Oggi c'è per noi qui in studio Vanna Chiaron Silieri e vediamo appunto, ora la presenteremo tra poco. Buongiorno dottoressa. Buongiorno. E grazie di essere qui con noi. Grazie Dunque, a voi. La dottoressa Sileni è responsabile dell'oncologia e della questione legata al melanoma. Iniziamo a spiegare che cos'è il melanoma. Il melanoma è il tumore sulla pelle non più frequente, perché sono più frequenti il carcinoma squamoso e il basalioma, però è il tumore più maligno che colpisce la pelle, per questo fa più paura, perché sono di più gli anni che si perdono di vita a causa del melanoma. È un tumore che deriva dai melanociti, che sono le cellule che danno il pigmento, cioè il colore alla pelle, e che aumentano con l'esposizione al sole. Ecco, noi adesso guarderemo una scheda dedicata al melanoma per poi riprendere questa nostra intervista. Vediamo la scheda curata da Elisa Billato. Il melanoma, cioè la trasformazione tumorale di alcune cellule dell'epidermide, i melanociti. In condizioni normali queste cellule possono formare i nei, ma l'eccessiva esposizione al sole danneggia il DNA della pelle e innesca la trasformazione tumorale. Il melanoma cutaneo è piuttosto raro nei bambini e colpisce soprattutto attorno ai 45-50 anni, anche se l'età media della diagnosi si è abbassata negli ultimi decenni. In Italia ci sono 13 casi ogni 100.000. L'incidenza è in continua crescita ed è addirittura raddoppiata negli ultimi 10 anni. Il principale fattore di rischio è l'esposizione eccessiva alla luce ultravioletta, che arriva fino a noi sotto forma di raggi del sole UVA e UVB. Il rischio aumenta nelle persone con lentiggini o con nei, in quelle con gli occhi, capelli e pelle chiara e in quelle che hanno un parente stretto colpito da questo tumore o che hanno avuto un precedente melanoma cutaneo. Il sintomo principale del melanoma è il cambiamento dell'aspetto di un neo o la comparsa di un neo nuovo. Le caratteristiche che possono indicare la presenza di un melanoma sono riassunte grazie alla sigla ABCDE. A come asimmetria nella forma, B come bordi irregolari e indistinti, C come colore variabile, D come dimensioni in aumento sia in larghezza sia in spessore, E come evoluzione del neo che mostra cambiamenti di aspetto. Fondamentale la prevenzione, innanzitutto esporsi al sole in maniera moderata fin dall'età infantile, evitando le ustioni e usando creme protettive adeguate al proprio tipo di pelle. Infine controllare periodicamente l'aspetto dei propri nei, sia consultando il dermatologo sia autonomamente. Allora, dottoressa, lei è responsabile della struttura di oncologia del melanoma. Abbiamo visto questa scheda che riassume un po' tutta l'evoluzione, ma i numeri di questa situazione in Veneto? I numeri più aggiornati, che sono quelli forniti dall'Associazione dei Registri Tumori Italiani e dalla Società Italiana di Oncologia Medica, nell'ultima pubblicazione del 2016, sono per il Veneto di 809 casi nel 2016 nel sesso maschile e 700 nel sesso femminile. E con un incremento anche nel Veneto come in Italia c'è una diversità di incidenza che è minore nel sud del Veneto, cioè nella provincia di Rovigo, e massima per i maschi nel veneziano, per le femmine nel bellunese. Questo come mai? Perché il rischio di contrarre questo tipo di tumore dipende dal tipo di pelle e quindi dall'etnia. Il Veneto storicamente ha avuto etnie diverse nel passato, un'etnia più greco-bizantina nel sud, Etruria, centro Italia, un'etnia più nordica nel nord, e questo comporta ancora adesso dei rischi diversi. Lo IOV, lo sappiamo, si occupa di ricerca. In questo caso, a proposito del melanoma, come si sta evolvendo la ricerca dello IOV? Allora, la ricerca sul melanoma è da sempre a 360 gradi e viene anche esportata negli altri tumori. Perché dico questo? Perché nel melanoma ha preso piede negli ultimi 5 anni con forza il trattamento immunologico, che è cosiddetta l'immunoterapia oncologica, che è un trattamento della malattia non con farmaci direttamente contro le cellule tumorali, ma diretti a potenziare l'attività immunitaria dell'organismo
dell'organismo a combattere la malattia. Perché questo è importante? Perché quando questo meccanismo funziona dà dei risultati che durano nel tempo anche nella malattia avanzata, con possibilità di guarigione. In più c'è tutto l'altro fronte delle terapie personalizzate, cioè le terapie target e mirate, anche queste in tutta l'oncologia, ma nel melanoma negli ultimi 5 anni, che hanno il vantaggio di essere orali, che danno risposte molto immediate con miglioramento della qualità di vita anche in pazienti che hanno disturbi legati alla malattia metastatica e che possono avere dei risultati anche questi a lungo termine. Quindi è cambiato la possibilità di cura dal 2011 ad oggi, con un aumento della possibilità di lungo sopravvivenza. Per prudenza non parliamo ancora con certezza di guarigioni, ma possiamo dire che ci sono dei guariti di 5-6 volte, perché da meno del 10% siamo intorno al 32-36% e ci sono dati nuovi che verranno presentati quest'anno ai congressi a cui il nostro centro ha contribuito, che ci danno anche qualcosa in più del 32%. Quindi noi siamo orgogliosi di poter offrire questo ai pazienti e di partecipare a livello mondiale allo sviluppo della ricerca nel melanoma. Lo abbiamo visto poco fa, l'esposizione al sole, soprattutto in età infantile, può avere delle ricadute dirette anche a distanza di anni. Sta arrivando la bella stagione, che consigli possiamo dare agli utenti, a chi magari durante il weekend va in spiaggia, soprattutto chi ha dei bambini piccoli? È importante nel melanoma la scottatura, quindi il prendere il sole in maniera intermittente, lo stare al chiuso e poi godersi la giornata all'aria aperta, con la bramosia appunto di stare all'aria aperta e di godersi il sole. Diciamo che come esperti di melanoma il sole è importante per il nostro benessere, quindi non vogliamo criminalizzare lo stare all'aria aperta, anzi lo vogliamo favorire. Però il nostro slogan è il sole per amico, quindi stare all'aria aperta ma protetti. Ok, io la ringrazio molto per questi consigli utili e le faccio i complimenti per la ricerca che state portando avanti. Se posso aggiungere, in occasione adesso del 5 per 1000, anche la ricerca dello IOV può trarre in qualche modo beneficio da questa possibilità. Vi ringrazio per l'invito. Grazie alla dottoressa Vanna Chiarion Sileni, grazie mille. Grazie a voi, buongiorno. Arrivederci. Ed è il momento della nostra seconda rassegna stampa.